sono le 7:28 e siamo sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Piero Caffio che guida la parte tecnica, e come sempre fino alle 9 vi faremo compagnia raccontandovi i temi principali di questa giornata che apriamo parlando di calcio, perché insomma arriva un'altra buona notizia, un nuovo passo avanti dei rossoblù verso la promozione dopo la rimontada di ieri pomeriggio. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro Francesco Friuli, ascolteremo le voci dei protagonisti della gara di ieri contro Apice, poi parleremo di comuni al voto, 5 nel Tarantino, oggi alle 15 chiuderanno le urne e di questi scopriremo sicuramente almeno in 4, perché non è previsto il turno di ballottaggio, chi sarà il nuovo primo cittadino, e poi vedremo invece a Manduria, unico grande centro della provincia che potrebbe andare al secondo turno delle amministrative, che cosa accadrà. E sono le 8:20, anzi alle 8:20 noi avremo anche le nostre gocce di memoria, quindi mi raccomando non vi muovete, perché parleremo anche di Bacari Sacco. Lo faremo attraverso una proposta arrivata da Fluxalab, un movimento di 4 donne che propone la realizzazione di un murales in ricordo del 35enne del Mali ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. E poi parleremo ancora di ITEF 2026, lo faremo insieme a Patrick Poggi, perché tireremo le somme di questa edizione 2026. Si è conclusa da 2 giorni, che è diventata davvero un punto di riferimento nazionale per parlare di sostenibilità, progetto futuro, insomma tanti argomenti che come sempre sono a disposizione di chi ci ascolta sui 96.5 e chi ci guarda sul canale 94. Sono le 7:30, ci fermiamo per la New Hit. Quando torniamo vi raccontiamo le pagine in edicola, la nostra New Hit delle 7:30. E ora diamo velocemente uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani in edicola. Gazzetta del Mezzogiorno apre con lo sport, il Lecce resta in A, impresa dei giallorossi, quarta salvezza di fila, futuro del Bari, regna il mistero, è tutto da rifare per i biancorossi. I rossoblù invece come sapete ieri hanno portato a casa un altro risultato positivo che ci avvicina alla promozione. Ne parleremo tra pochissimo col nostro Francesco Friuli. Sulla prima di Gazzetta si parla anche di cronaca, un pugno al medico, arrestato un incensurato, Bari la fidanzata pretendeva il ricovero diretto in neurologia. È accaduto, come vi dicevo, al Policlinico di Bari. Marinerie e agricoltori appesi a Hormuz per energia e carburanti, la grande sfida tra baruffe e ideologia, un pezzo firmato da Leonardo Petrocelli che vi consiglio di leggere, perché vi racconta in qualche modo come una crisi che apparentemente è così lontana in realtà abbia delle ripercussioni così immediate nelle nostre case. Sulla prima di Gazzetta si parla anche di sanità. Dopo i 7 direttori ASL tocca ai super manager. De Caro deve scegliere 13 nuovi capi di dipartimento e l'ipotesi è quella che possa davvero cambiare tutto. All'interno della Gazzetta, nella pagina dedicata a Taranto, troviamo invece la cronaca. Investì 8 giovani, 19enne sotto accusa, deve difendersi dall'ipotesi di lesioni gravi plurime. È accaduto a Pasquetta, vi ricordate, a Castellaneta Marina, un 19enne alla guida dell'auto dopo una lite falciò 8 giovani al termine di una lite, provocando in alcuni casi anche dei danni significativi ai suoi avversari. Sull'edicola invece ancora violenze contro i medici, arrestato il marito di una paziente, condanna unanime delle istituzioni. Per il ministro Schillaci picchiare un dottore significa colpire lo Stato. Si parla anche ancora qui di Bacari Sacco, la salma torna in Mali, scrive Vittorio Ricapito sull'edicola. E poi anche qui c'è spazio per lo sport, ovviamente. Il Lecce è salvo 1-0 al Genova. Chiudiamo con la prima di Quotidiano, pugno al medico, un arresto, il ministro è intollerabile, Policlinico pretendeva il ricovero della moglie, Schillaci, così si aggredisce lo Stato. E al centro della pagina invece ucciso dal branco in piazza e passa anche l'ambulanza, il video finisce nell'inchiesta, si parla del delitto di Bacari Sacco, il transito già 13 minuti prima dell'altro mezzo di soccorso. È uno dei video catturati dalle forze dell'ordine, nel quale, lo stesso video tra l'altro, dal quale si vede il branco della baby gang che tira fuori dal bar, trascina fuori dal bar il malcapitato del Mali.
Chiudiamo con lo sport, grande rimonta il Taranto, un piede in finale playoff, i rossoblù ribaltano l'apice e ora il ritorno. Danucci, una vittoria per i nostri tifosi. E proprio col Taranto partiremo tra pochissimo con i nostri approfondimenti. Avremo con noi Francesco Friuli che ci racconterà i dettagli della gara di ieri contro Apice. Insomma, cercheremo di capire davvero come è andata al di là del risultato. Ora in compagnia di Francesco Gabbani, un po' di Summer Funk. 7:40, come annunciato, noi cominciamo i nostri approfondimenti. Lo facciamo dando il bentornato qui a Cittadella a Francesco Friuli di Cittadella TV. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buona settimana. Non so se abbiamo qualche problema col collegamento perché sento a tratti. Francesco, mi senti? Io ti sento benissimo, riproviamo subito. No. Va bene, eccoci qua. Allora Francesco, una remontata che fa non solo risultato e un passo avanti verso la promozione, fa anche morale la prestazione dei rossoblù, o mi sbaglio? Sì, sicuramente il secondo tempo del Taranto ha vinto, lo ricordiamo, l'andata della semifinale per la promozione in Serie D, battendo per 3-1 la formazione dell'Apice, che era andata in vantaggio nel primo con un arco all'11° di Pesce, pareggiato al 42° del primo tempo da un calcio di riquistato dallo Iodice, trasformato dallo stesso capitano del Taranto. Da lì nasce un'altra partita. Il Taranto nei primi 20 minuti è sembrato sfilacciato, in difficoltà, tra i reparti. Da quel momento in avanti il Taranto invece cresce, nel secondo tempo trova il gol del vantaggio di Aguilera su un cross di De Rosa dalla sinistra, un tocco da parte di Lo Savio e poi praticamente all'interno dell'area piccola il tocco di spalla di Aguilera, che poteva entrare anche quel pallone completamente in porta. Inizialmente contestato dai giocatori dell'Apice perché gli stessi ritenevano che ci fosse stata una spinta sul difensore. Mentre invece poi il 3-1 è stato a 5 minuti dalla fine, un gol pesante quello del 3-1, quello di Lo Savio, in contropiede sul lancio di Marino è entrato, perché è un gol pesante, perché tanto si porta con il doppio vantaggio e nella gara di ritorno servirà tanto vantaggio. In che senso? Nel senso che il Taranto può perdere anche di un gol, passerebbe il turno. Ecco Francesco, invece da un punto di vista fisico, come ci sono arrivati i rossoblù in questa fase più che avanzata, diciamo, della stagione? Tanto sta bene, questa è l'altra buona notizia di ieri, che tanto sta bene in palla, è riuscito a cambiare il ritmo secondo tempo, ed era una cosa che non si vedeva da tanto. Forse l'avevamo vista un po' nella gara contro il Bisceglie, quindi diciamo metà febbraio, metà marzo, ecco, per intenderci, un Taranto così, prima di un nuovo richiamo di preparazione che a questo punto è servito tantissimo la formazione ionica. Dobbiamo dire la verità, il Taranto in questo momento ci è sembrato, anche vedendo l'altra semifinale tra Gladiator e Matese, che si è giocata sabato ed è stata vinta dalla Gladiator per 3-2, la formazione ionica è riuscita, insomma, in quella gara a poter vedere una squadra, il Gladiator, che è andata un po' più in difficoltà, quindi in questo momento delle 4 mi sembra quella che sta messa meglio fisicamente, però poi dal punto di vista mentale sarà fondamentale riuscire a raggiungere la migliore condizione di forma nelle partite del 7 e del 14 di giugno, quello che Taranto arrivasse. Francesco, tutto questo e tanto altro sarà oggi nella trasmissione alle 14 con Onda Rossoblù. Sì, dopo il telegiornale delle 14, sì, alle 15, alle 15 in replica. Alle 14 noi faremo i nostri classici servizi, insomma, quelli che riguardano la partita di ieri. Dobbiamo ringraziare coloro che ci hanno sentito ieri in radiocronaca, perché ovviamente ieri era una partita importante, quindi ringraziamo i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, nonché voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno anche seguito sui social, su Instagram e su Facebook, perché noi abbiamo permesso, insomma, ieri, vista l'importanza della partita, di poter ascoltare praticamente in tempo reale le interviste one to one che abbiamo fatto ai protagonisti in campo. Quindi vogliamo ringraziare innanzitutto i nostri radioascoltatori e coloro che ci seguono sui social, e quindi vi invito a seguire sui social, a seguire il nostro sito anche Cittadella TV Radio
cittadella.it. Dalle 15 Onda Rosso Blu, approfondimenti, parleremo anche del Gladiator. Vi do questa anteprima perché della partita del Gladiator avremo il capitano proprio della Gladiator con noi ospite. Parleremo anche del film d'oro, perché c'è una dedica speciale che sarà fatta dalla Fondazione Taranto 25 e questo insomma ci tenevo a dirlo, ma non scopriamo nulla. Alle 15 e replica alle 21 ci vediamo. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre con Onda Rosso Blu. Grazie a Francesco Friuli, buona giornata e buon lavoro Francesco. Ciao, buona giornata a tutti. E una parte di quelle interviste one to one di cui parlava Francesco ve le anticipiamo in piccola parte tra pochissimo dopo la pubblicità, quindi mi raccomando restate con noi. Il nostro rewind delle 7.52, torniamo invece al presente e, nel primo tempo eravamo un po' contratti, abbiamo preso il gol in circostanze roccambolesche e poi abbiamo alzato il livello della pressione ed è tutto cambiato. Una vittoria per i nostri tifosi, sono le parole di Ciro Danucci, l'allenatore del Taranto, che come vi dicevamo poco fa ieri ha vinto per 3-1 sull'Apice, facendo un piccolo passo in avanti nella promozione. Ora cominciamo ad ascoltare le voci dei protagonisti e partiamo proprio dal tecnico Danucci. Mister, un importante successo da parte del Taranto per 3-1, primo tempo bloccato, poi il Taranto si è sbloccato da 43 su quel calcio di rigore. Che è successo in quei primi 20 minuti? Ma io non direi Taranto bloccato, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto si erano create tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti. Ecco, adesso il doppio vantaggio significa avere 2 risultati e mezzo a disposizione, mentalmente si può preparare diversamente questa partita? No, ma non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo una partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0 perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara. 2 cambi pesanti per il Taranto, Sansò problema un po' più serio, però Del Vino ha fatto bene, è entrato con giusto piglio, Vukoja e Di Polantonio tra i migliori. Sì, io all'inizio avevo un dubbio che era quello di Sansò con Del Vino per una questione soprattutto di minutaggio. Ho messo in campo De Rosa che non giocava una partita da un po'. E stessa cosa dovevo fare con Del Vino il primo tempo, solo che poi ho optato proprio per questo su Sansò, che mi dispiace tantissimo perché spero che non si sia fatto granché, però Fabio quando è entrato ha fatto veramente molto bene. Stessa cosa dicasi per Konaté, spero che non si sia fatto nulla di particolare, ma poi quando è entrato anche Gianmarco ha fatto veramente una grande gara con grande personalità, sono stati bravi entrambi. E a Massafra ieri prima è arrivata la paura perché sono stati gli ospiti dell'Apice a passare in vantaggio, poi la rimonta dei rossoblù, sono andati a segno lo Iodice, Aguilera e lo Savio e noi ascoltiamo la voce dell'uomo che ha riportato il risultato in parità ai microfoni di Francesco Friuli, c'è proprio lo Iodice. Nicola Lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e 2 gol di vantaggio al ritorno. Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però questa è anche una battuta che facciamo sempre. Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla. Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo e dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo? No, non è successo niente, solo che adesso iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11 contro 0, quindi
ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol, però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0 perché non è ancora finita. E allora tutte le altre voci dei protagonisti le ascolterete, come detto, dalle 15 su Onda Rosso Blu, in onda sul canale 94 su Cittadella TV con il nostro Francesco Friuli. Tra pochissimo invece noi vi parliamo di votazioni, perché ci sono 5 comuni del Tarantino che rinnovano il primo cittadino, il consiglio comunale. Chi sono? Quali sono le affluenze? Chi saranno in qualche modo i candidati? Lo scopriremo tra pochissimo proprio qui. Ce ne andremo a fare un giro tra Manduria, Montemesola, Roccaforzata, La Terza e Fragagnano, che sono gli enti chiamati alle urne. A tra poco, alle 8.08, la New Hit che dà via alla seconda ora di Buongiorno Taranto. Bentornati su 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Come annunciato, adesso parliamo di elezioni amministrative. 5 i comuni al voto nella provincia di Taranto. Si va dalla più grande, Manduria, al comune più piccolo dell'intero arco territoriale, che è Roccaforzata, poco meno, all'incirca 1000 anime. Oggi le urne si sono aperte ieri per l'intera giornata fino alle 23. Oggi si continua a votare dalle 7 alle 15 e poi scusate, cominceranno le operazioni di spoglio per 4 comuni. E quindi per Fragagnano, per Roccaforzata, Montemesola e La Terza scopriremo da subito chi sarà il primo cittadino, la prima cittadina, perché dato il numero di abitanti non è prevista il secondo turno, non è previsto quindi che si arrivi al ballottaggio. L'unico comune nel quale tutto questo è possibile invece è proprio il comune Messapi con Manduria. La percentuale di affluenza di ieri a Taranto nella provincia è stata del 54,09%, in particolare 49,78 a Manduria e poi La Terza 60,81, 62 a Montemesola, 50 a Fragagnano e il 63 a Roccaforzata. E poi oggi, come detto, saranno tutto aperto fino alle 15, poi cominceranno le operazioni. Diciamo, Manduria è l'unico comune che può sopra i 15.000 abitanti e quindi che può andare al ballottaggio già in programma per il 7 e 8 giugno, qualora dovesse succedere. È la competizione, diciamo, tra quelle che ci sono in provincia di Taranto più numerosa, se vogliamo, più frammentata. 6 candidati sindaco, 15 liste, oltre 300 candidati consiglieri comunali. Il centrodestra Manduria si è presentata con Domenico San Marco, che è sostenuto da un'ampia coalizione composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico e Area Civica Popolare. Poi accanto all'area tradizionale del centrodestra c'è la candidatura civica di Cosimo Lariccia, sostenuta dal movimento Manduria Noscia, che è detto, diciamo, in manduriano vero e proprio. Sul fronte opposto invece il cosiddetto Campo Largo si presenta diviso. Il Movimento 5 Stelle ha candidato Fabiana Rossetti, che è assessora uscente della giunta di Gregorio Pecoraro, e poi c'è invece Stefania Ruggeri, che tiene insieme Alleanza Verdi Sinistra, Demos, Rifondazione e Partito Democratico. A completare il quadro, riconducibile in qualche modo alla maggioranza uscente, c'è Vito Andrea Marigiò, che è stato vice sindaco di Pecoraro. Insomma, la maggioranza di Pecoraro si è sostanzialmente più che divisa. Alla Terza invece i candidati sono 3: Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella, che fu già sindaco di La Terza diversi anni fa, e Giuseppe Suglia. La curiosità è quella che invece vede candidato come semplice consigliere comunale alla Terza l'ex assessore regionale Gianfranco Lopane. E poi a Fragagnano invece la competizione è a 2 tra Fragagnano 6.0, che ha l'unica candidata donna della provincia di Taranto, Lucia Traetta, e poi la lista dei conservatori che si chiama Nuovi Orizzonti, che sostiene Alfonso D'Attesi. A Montemesola lo scontro invece a 3 tra la cosiddetta dinastia
dei Ponzi, che è stata scusate, è a due tra la dinastia dei Ponzi, che è già stato sindaco per 2 mandati, adesso dovrebbe succedere in qualche modo al fratello, e poi con l'altra lista Montepesola Oltre, che candida invece Donato Alba. Chiudiamo invece con Roccaforzata, il più piccolo, dicevamo, comune della provincia di Taranto, ma anche quello che insomma arriva anche da un commissariamento, perché non solo Michelangelo Serio, l'ex sindaco, è stato sfiduciato dalla sua maggioranza, ma il comune di Roccaforzata è in dissesto economico, cioè ha fatto crack, non aveva più i soldi a causa dei debiti accumulati dalle amministrazioni precedenti, non era più, come dire, solvibile. Ora i candidati sono 3, si ricandida l'ex sindaco Michelangelo Serio, contro di lui ci sono Vincenzo Manzo e Mario Santo, e insomma è una competizione tutta aperta, perché immaginate 900 anime, caccia veramente all'ultimo voto, perché vince chi ne prende anche solo uno in più. Detto questo, non resta che vedere come andrà oggi pomeriggio dalle 15 lo spoglio. Naturalmente tutti i risultati li troverete non solo su Cittadella, ma anche domani mattina nello speciale che dedicheremo qui a Buongiorno Taranto. Tra poco invece parliamo noi di rigassificatore e di una comunità, quella di Lido Azzurro, che si ribella e dice: perché proprio qui? Non lo vogliamo, abbiamo già dato. Intanto vi lasciamo con Bruno Mars, Risk It All. Cittadella, alle 8:24, il nostro rewind. Siamo tornati in diretta e ce ne andiamo a fare un giro dalle parti di Lido Azzurro, perché come sapete il comune ha già detto di no all'ipotesi di un rigassificatore sulle coste del Tarantino, ma il Comitato Spontaneo Difesa del Territorio non ci sta e continua a tenere alta la guardia, cioè nel senso a loro non basta il no del comune, continuano a ritrovarsi in presidio per ribadire che il territorio non va toccato. Vi raccontiamo tutto quello che è accaduto nel servizio di Deborah Notarnicola. Siamo felici di sapere che il Comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del Comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il Comune si sta opponendo a questo progetto, se il Comune è in contatto con la Regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della Regione, se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura, e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale. Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica la volontà da parte del Comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la Regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il Comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino. Insomma, guardia alta difesa dell'ambiente, ma anche del diritto, come dire, a godere anche degli spazi che il territorio ha. E ce ne andiamo invece, quando torniamo di nuovo a Taranto, o meglio nella provincia di Taranto, andiamo a Castellaneta Marina per raccontarvi quello che è accaduto a Pasquetta. Un 19enne falciò con l'auto 8 giovanissimi dopo una lite. Ci sono dei risvolti giudiziari e vi racconteremo tutti i dettagli.
Ora invece c'è Gaia con Bossa Nostra. Era la new hit delle 8:30 e noi siamo tornati in diretta e come detto ce ne andiamo a Castellaneta Marina. Torniamo alla giornata di Pasquetta, giorno in cui mentre la comunità viveva gite fuori porte, feste, insomma si arrostiva da più parti. A Castellaneta Marina nel pomeriggio ci fu un episodio che solo per caso non è diventato una tragedia. Un giovane di 19 anni, dopo una lite con un gruppo di ragazzi, si è messo in macchina e li avrebbe, secondo l'accusa, investiti volontariamente, ne avrebbe falciati ben 8. Una storia di cui vi abbiamo già raccontato tempo fa con Dario Benedetto di Gazzetta del Mezzogiorno, che proprio oggi nel quotidiano diretto da Mimmo Mazza in edicola racconta gli sviluppi giudiziari della vicenda. È stato infatti individuato il responsabile ed è stato indagato per lesioni gravi e plurime. È stato interrogato dal pubblico ministero Francesco Sansobrino, che conduce le indagini sulla vicenda, ma al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 19enne, difeso dall'avvocato Egidio Albanese dinanzi al magistrato, ha scelto per il momento di non rispondere alle domande. I fatti si verificarono in via Collins tra le 17:30 e le 18 di quel lunedì dell'Angelo. Il gruppo di ragazzi, tutti residenti a Castellaneta, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sostava nei pressi di una villa privata e tra loro e l'autista del mezzo volarono parole pesanti per un confronto su una vicenda estranea ai loro legami, e fu pian piano una sorta di escalation di violenza. 8 persone, alcune dei quali in bicicletta, furono falciate dalla Ford Fiesta nera, poi abbandonata dal guidatore, che si diede alla fuga. Si presentò volontariamente al pronto soccorso la mattina dopo e disse informalmente di essere stato lui quello che guidava quell'auto che aveva falciato quei ragazzi feriti. Ad avere la peggio fu un 16enne che per diversi giorni è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia per la presenza di alcune emorragie interne e di una frattura subauricolare, cioè vicino all'orecchio. Come detto, dopo quelle dichiarazioni informali i medici informarono le forze dell'ordine e il 19enne è stato individuato e accusato. Inizialmente si pensava addirittura potesse essere l'accusa di tentato omicidio, perché sarebbe stato un gesto volontario quello di investirli, ma al momento le indagini hanno portato solo un'accusa di lesioni gravi plurime. Vedremo come si svolgerà per il resto la vicenda. Chiudiamo qui la nostra parte dedicata agli aggiornamenti di cronaca. Quando torniamo parliamo ancora di Bakary Sacco, ma lo facciamo attraverso una proposta lanciata da un movimento femminile, un murales per ricordare la morte ingiusta del 35enne. Ne parliamo tra pochissimo con Ilaria Pagliarulo. Ora vi lasciamo invece con Alex Warren. Questa è Fever Dream. Siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Come annunciato torniamo a parlare del delitto di Bakary Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso a coltellate da un baby gang in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Non ci occupiamo però di cronaca o dello sviluppo delle indagini in questo momento, ma di iniziative spontanee nate dopo la tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di Bakary Sacco, ma anche l'intera comunità tarantina, che non solo non ci sta a passare per razzista o violenta, ma chiede a gran voce che questa storia in qualche modo diventi un monito per l'intera comunità. Una delle proposte arrivate nei giorni scorsi è quella di un murales che ricordi il 35enne maliano, una proposta arrivata da Fluxa Lab, il collettivo Fluxa Lab, un collettivo formato da 4 donne: Ilaria Pagliarulo, Annalisa De Florio, Greta Marraffa e Lucia Francioso. E questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella proprio alla collega e amica prestata alla scuola, Ilaria Pagliarulo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno. È stata la scuola, perché quelli come noi, diciamo, il primo amore non lo scordano mai, purtroppo. Detto questo, sì, Ilaria, murales, faccio la parte un po' del cattivo. Sono tante le proposte che stanno arrivando in questi nomi, addirittura quello di dare il nome della piazza Fontana a Bacari Sacco. Perché un murales? A cosa servirebbe? Cosa cambierebbe nell'immaginario collettivo? Allora, noi di FluxaLab crediamo che un murales potrebbe essere una cosa un po' più, una maniera di ricordare, di avere sempre presente quello che è successo in maniera più, diciamo, artistica, anche perché il murales visivamente è una cosa che colpisce, no? Come tutte le arti visive, in maniera immediata, e quindi è anche una sorta di mappa della memoria che magari viene percorsa per la città, tant'è che Taranto non è nuova ai murales. Per esempio abbiamo anche un murales iconico dell'artista Iorit nella zona di Tramontone per ricordare determinate cose, come anche a Taranto Vecchia ci sono stati vari esperimenti di murales anche su palazzi che purtroppo adesso, cioè purtroppo perché tolgono i murales, però che stanno rifacendo, quindi questa è una cosa buona, è proprio a ricordare le nostre debolezze, quello che dovrebbe essere rimesso a posto, insomma è una condizione secondo noi di FluxaLab un po' più essendo visiva, più sostanzialmente immediata, un monito costante. Esatto, un monito costante, è come se fosse appunto una statua, un qualcosa che tu quando vai nelle grandi città, la prima cosa che vedi anche dal punto di vista storico sono i grandi monumenti, i grandi affreschi, le cose, no? Che puoi vedere immediatamente, ed è anche ripercorri anche la storia in queste situazioni, no? Del posto, del luogo, delle persone, e quindi pensiamo sia più adatto, ecco. FluxaLab, dicevamo, è un collettivo di 4 donne che ha tra i suoi obiettivi come dire, quello della diffusione, della connessione di cultura e società. Avete diciamo già messo in campo un po' di iniziative, Ilaria? Eventi. Sì, allora noi vogliamo cercare di fare una cultura a 360 gradi, cerchiamo appunto di fare rete all'interno del nostro territorio, cercando appunto di inglobare nei nostri eventi più artisti possibile del territorio e anche vari, quindi si parte dalla presentazione magari dei libri per arrivare poi anche all'ascolto della musica, alla mostra fotografica, all'artigianato, cercare appunto e soprattutto portare le persone nei luoghi e quindi riappropriarci del pubblico in una certa maniera, no? Noi abbiamo già fatto un'iniziativa il 26 aprile scorso a Mercato Nuovo, abbiamo presentato un libro e poi c'è stato un aperitivo vegano, quindi per far anche un po' sensibilizzare la gente anche ad altre tematiche, c'è stata la musica e tutto, e poi il 3 giugno avremo al Beach Bop, ospiteremo Gennaro Giudetti, il nostro concittadino operatore umanitario, che è inutile che so a presentare perché tutti voi lo conoscete, di cui parleremo appunto del suo ultimo libro, soprattutto delle sue emozioni, delle sue sensazioni, quello che ha provato a tornare per l'ennesima volta a Gaza e a vedere quello che è, purtroppo nel libro sta scritto benissimo quel che succede. E allora continuate a seguire FluxaLab attraverso i canali, insomma, social, quelli giovani, diciamo, di cui io purtroppo faccio parte solo in parte. Intanto grazie, in bocca al lupo. Lascia perdere, Ilaria, ti prego, ci conosciamo da una vita evitiamo, diciamo, di fare queste sceneggiate tra di noi, che, come dire, niente, è veramente, sa proprio di geriatria. Grazie Ilaria Pagliarulo, grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo a voi di FluxaLab. Grazie, ti aspettiamo, buon lavoro. Ci provo. Quando torniamo invece, noi torniamo a parlare di TEF, di Taranto Eco Forum 2026. Il bilancio lo faremo con Patrick Poggi, come è andata quest'anno. Adesso invece un po' di pubblicità. 8:53 e qui su Cittadella torniamo a parlare di Taranto Eco Forum. Tracciamo un bilancio del TEF 2026 e ovviamente lo facciamo con Patrick Poggi, che è in collegamento con noi. Buongiorno Patrick, bentornato.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora, la prima cosa che mi verrebbe da chiedere è com'è andata, ma in realtà cambio, la prima cosa che ti chiedo è come stai, perché di solito qualche giorno dopo questi eventi che ti risucchiano in una maniera incredibile, c'è sempre quella scarica di adrenalina che poi ti porta, come dire, quasi a... Ci hai ripreso innanzitutto da questi 2 giorni? Sì, diciamo che ne possiamo parlare fra un mesetto. Vedi, lo immaginavo, no, sì, lo dai. immaginavo. Siamo... Vabbè, ma com'è andata tutta questa diffusione, spesa di energia? Anche quest'anno è riuscita, insomma, a farti sentire soddisfatto, a farvi sentire soddisfatti? Beh sì, siamo molto soddisfatti per tante ragioni. Uno, perché il forum è andato molto bene da un punto di vista proprio dei contenuti, della partecipazione. Quest'anno è stata sicuramente l'edizione più partecipata. I numeri sono numeri importanti che non vanno sottovalutati, perché poi diciamo che la diffusione e il confronto su queste tematiche e sui progetti hanno bisogno anche di una partecipazione attiva da parte della platea, del pubblico, quindi dei cittadini, delle comunità, dei territori, per essere comunque, diciamo, appresi, ecco. Allora, ti dicevo ieri quando ci siamo sentiti che i numeri sono importanti in questi eventi, perché tu giustamente mi dicevi è necessario far uscire dagli addetti ai lavori queste tematiche, fare in modo, no, che arrivino un po' a tutti, al maggior numero di persone possibili. Però la percezione che ho avuto io, come ti dicevo, è che davvero a eventi come questi ci si incontra perché si è consapevoli, soprattutto certamente tra gli addetti ai lavori, di trovare in qualche modo un compagno di viaggio in un'azienda, in un'istituzione, qualcuno che in qualche modo ti permetta di dare forma a un'idea, a una visione, o mi sbaglio? No, è assolutamente così, perché poi in quell'evento, nel forum, anche durante tutto il cammino, no, che ci accompagna al forum, che come sai dura tanti mesi, poi i progetti vengono condivisi. La condivisione dei progetti avviene proprio perché si possano percorrere e realizzare insieme. Ne abbiamo avuto esempio, diciamo, quest'anno, il giorno prima del forum, quindi andando a fare il tour di alcune aziende. Quindi quello è fondamentale, perché poi si trovano anche joint ventures lì, ed è importante. Come è importante, ripeto, che poi la cittadinanza, le associazioni, tutte le persone che si impegnano su questi temi siano coinvolti e siano messi nella condizione di conoscerle, perché sono ambiti, sono materie molto complesse, vanno affrontate per quello che sono e per come sono, quindi dove non ci può essere un livello di semplicità, di semplificazione. Patrick, stiamo già pensando al TEF 2027? Sì, assolutamente sì, ci saranno sicuramente tantissime novità, a partire dal format, a partire dal numero dei giorni, a partire anche dal luogo di realizzazione, anche, diciamo, dall'aspetto, se vogliamo, anche fieristico. Ci eravamo proposti che alla 5ª edizione avremmo potuto affiancare una fiera al forum, quindi alla parte, diciamo, del confronto, del congresso. Ci saranno tante attività collaterali. Quindi sì, ci sono tante cose. E allora, diciamo, godi di qualche altro giorno di riposo, ma non troppi però, e poi tocca tornare a lavorare per il 2027. Grazie a Patrick Poggi, grazie per TEF 2026, buona giornata e buon riposo, Patrick. Grazie Francesco, grazie a tutti, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Noi invece ci fermiamo qui, non resta che ricordarvi un po' di appuntamenti. Alle 14 il TG di Cittadella sul canale 94 e a seguire alle 15 Onda Rossa Blu, l'approfondimento sullo sport del fine settimana con il Taranto che compie un passo in avanti verso la promozione. E poi vi ricordo che tutte le segnalazioni potete inviarcele a segnalazioni@cittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339 680 6868 e naturalmente corredate di video, foto e di tutto quello che può servire per inquadrare la problematica che state segnalando alla redazione, che naturalmente valuterà e poi, insomma, interverrà per raccontare i disagi e interpellare chi di competenza. Noi torniamo domani dalle 7 alle 9, ma prima di salutarci volevo mandare un abbraccio al nostro direttore generale
Paolo D'Andria, che nelle scorse ore è stato colpito da un grave lutto, ha perso il suo papà, insomma, volevo che gli arrivasse forte l'abbraccio e la vicinanza di almeno la mia personale, che in questi giorni non sono riuscito a sentirlo, e per chi fosse interessato l'ultimo saluto al papà di Paolo sarà questa mattina alle 10:30 alla concattedrale alla chiesa concattedrale, la Gran Madre di Dio. Buongiorno Taranto torna domani dalle 7 alle 9, ma voi mi raccomando non andate via, restate su Cittadella.